Dalla ricostruzione post-bellica del 1945 fino alle grandi opere del boom economico italiano, tra queste il contributo dell'impresa Armellin di Conegliano alla realizzazione del tratto di Barberino del Mugello dell'Autostrada del Sole, passando poi per gli interventi a Longarone successivi alla tragedia del Vajont, fino ad arrivare all'attuale cantiere del Bosco dello Sport di Venezia. ANCE Rovigo Treviso, che rappresenta ed associa le imprese edili delle due province venete, ha celebrato gli 80 anni dalla nascita dell'associazione nell'auditorium del Museo di Santa Caterina a Treviso. Generazioni di passione dal 1945 è il titolo dell'assemblea, che ha ripercorso la storia e l'impegno per lo sviluppo del territorio. Oggi festeggiamo gli 80 anni di ANCE, una storia lunga fatta di storie di uomini, di donne che hanno fatto del costruire un valore e non hanno costruito solo opere ma futuro per le prossime generazioni. Quindi ANCE è la nostra famiglia, rappresenta il nostro lavoro, le nostre imprese. Generazioni di passioni non è uno slogan, è ciò che ci tiene uniti, è un filo invisibile che unisce chi ha ricostruito l'Italia dalle macerie, un paese dalle macerie, a chi ora progetta città sostenibili, digitali, inclusive. La passione è ciò che ci dà la forza di andare avanti, che ci aiuta a portare avanti le imprese e guardare il futuro. La sezione autonoma ANCE Rovigo Treviso di Confindustria Veneto Est è operativa da novembre 2023, con Paola Carron, sua prima presidente. L'associazione conta quasi 200 imprese edili industriali, un settore, quello delle costruzioni, che contribuisce insieme alla filiera dell'edilizia per il 30% al PIL italiano. Incide molto nel PIL nazionale e di conseguenza anche quello regionale, perché il settore delle costruzioni ha una filiera molto lunga, per cui tanti sono i settori che sono collegati a quello dell'edilizia. Per questo va sostenuto, perché contribuisce veramente alla crescita del paese e del nostro territorio. Un mondo che lei conosce molto bene, perché insomma è un po' la storia della sua famiglia. Sì, io vengo da una famiglia di costruttori, un'azienda fondata da mio padre che purtroppo è mancato presto, e quindi abbiamo anche affrontato il tema del passaggio generazionale senza, gestirlo, ecco. Ci siamo trovati di fronte, però devo dire che rimanendo uniti siamo riusciti a superarlo anche in modo brillante. L'assemblea ha permesso anche un momento di confronto sul futuro del settore delle costruzioni, orientato ai principi della sostenibilità, della sicurezza e della rigenerazione urbana. E si delineano ora nuove prospettive di sviluppo sostenute dalle opportunità offerte dal piano casa del governo e dagli obiettivi fissati dalla direttiva europea sulle case green. L'edilizia oggi si trova di fronte a delle sfide nuove, soprattutto legate alla tematica della digitalizzazione e alla tematica dell'intelligenza artificiale applicato al settore delle costruzioni, e proprio su questo ANCE sta dedicando grande attenzione a queste tematiche. Per quale motivo? Perché abbiamo visto che evidentemente è cambiato il ruolo di concepire anche la progettazione. Oggi per esempio riusciamo a vedere già nella fase progettuale se un tubo può dare fastidio alla struttura portante, piuttosto che avere dei sensori che riescono in maniera predittiva non solo a dire lo stato di usura, ma anche a preallertare quando sarà ora di arrivare a cambiare perché guasto il sensore in atto. Oggi abbiamo la possibilità di implementare la sicurezza in edilizia grazie a delle telecamere dotate di alert di intelligenza artificiale che avvisano l'impresa quando ad esempio un lavoratore è sprovvisto del caschetto protettivo piuttosto che dell'imbraccatura. Quindi sono sicuramente delle sfide alle quali le imprese saranno chiamate a confrontarsi. ANCE Rovigo Treviso rappresenta un esempio concreto di sinergia territoriale capace di unire competenze, visione e risorse per affrontare con maggiore efficacia le sfide del settore. Sia ANCE Rovigo Treviso sia Confindustria Veneto Est ci insegnano come le aggregazioni generano ricchezza e opportunità e si diventa dei punti di riferimento su scala nazionale. Per questo proprio in questi giorni ho richiamato l'importanza dell'area vasta Treviso, Venezia e Padova, ma oggi siamo qui a celebrare gli 80 anni di ANCE Rovigo Treviso, che non sono soltanto costruttori
edili, ma sono anche costruttori di dignità, di posti di lavoro, che manifestano grande attenzione e sensibilità nei confronti di un territorio. 80 anni che hanno visto imprenditori con grande visione ricostruire il nostro paese, perché si parla dal 1945, quindi dal dopoguerra ai giorni nostri, e che sono stati veramente... L'edilizia, il settore delle costruzioni è veramente il settore trainante di tutta l'economia. Devo dire anche che questa associazione è anche l'esempio della capacità di far rete, perché ANCE vede insieme la provincia di Rovigo con quella di Treviso, e all'interno di una Confindustria Veneto Est che vede partecipi anche altre 2 province, quindi Padova e Venezia, e quindi sono un po' anche coloro che sono precursori veramente di questa capacità di vedere la rete come un elemento importante di scambio e anche di visione. Forte di una storia che guarda al futuro, ANCE Rovigo Treviso continua a essere un punto di riferimento per lo sviluppo del territorio, promuovendo crescita, innovazione e collaborazione tra imprese.